Quinta corsa, premio Romagna Iniziative Sport. La prova per buonissimi cavalli anziani di categoria B e di categoria C. È ritirato il numero 6 di Cointreau. Sono in 8 al via. 1 Cesare MG Enrico Bellei, 2 Fun Quick Roberto Vecchione, 3 Zandroz Santomollo, 4 Valente FB Antonio Di Nardo, 5 Corsaro San Carmine Piscoglio, 7 Desio Joslin Antonio Finetti, 8 Back on Top Giuseppe De Filippis, 9 Verdon VF Marco Stefani. Macchina inizia ad accelerare. Una volta entrata in retta stacca con facile al comando Valente FB, al suo esterno Corsaro San che passa a condurre e Valente FB si sposta già dai birilli. Terza posizione per Cesare MG, poi Fun Quick, quindi Zandroz, ancora Back on Top alla corda che precede Desio Joslan e Verdon VF. Si presenta al largo Valente FB che deve aprire i rubinetti però, perché Fun Quick prova a dare la bordata, ma passa Valente e Fun Quick deve rimanere di fuori dopo 400 metri in 28,9. Dai e vai come nel più semplice schema della pallacanestro e Valente FB si trova al comando. 600 metri in 44,4. Valente che guida nei confronti di Corsaro San. Fun Quick costretto al largo, seconda pariglia per Zandroz che precede Verdon VF, terza la corda e Cesare MG avanti a Desio Joslan. Questi 7 superstiti quando siamo a un giro dalla fine, 1 minuto e 1 decimo, sono una frazione in 15,8 davanti alle tribune. Ha stoppato drasticamente ora Valente FB, cerca di risparmiare tutto quello che può per la volata conclusiva. Il primo chilometro se ne va in 1,16 con Valente in vantaggio, al largo Fun Quick, alla corda Corsaro San. Zandroz che attende il più possibile per muovere in terza corsia, prevenendo le mosse di Verdon VF. Eccola la mossa da parte di Zandroz, in mezzo alla pista, deve accelerare ora Valente FB, la retta di là in 14,7, 1,37 3/4 di miglio. Valente in fuga, Zandroz in mezzo alla pista proteso, Verdon VF in attesa della retta d'arrivo, sotto c'è ancora Corsaro San, la piegata conclusiva, passata in 14,1 in accelerazione da Valente FB che tenta la fuga da Zandroz in mezzo alla pista, va di dentro Corsaro San, al largo Verdon, Valente si difende da Corsaro che lo infila, Corsaro San che va su Valente che prova la difesa fin sul palo e Verdon al largo, micidiale, Corsaro San di dentro e Verdon al largo che si è ingambato tardi ma è finito a 150 all'ora, 1,58,7, cioè 28 spaccato per gli ultimi 400. Valente FB ha ceduto il passo nel finale e Corsaro San si è difeso da Verdon VF, la foto è micidiale, bisogna andare dal giudice d'arrivo. Andiamo a rivederla un'altra volta, Carmine Piscoglio che infila Antonio Di Nardo al largo di tutti, Marco Stefani con Verdon VF, ma sul palo è Corsaro San a prendere la meglio. Arrivo a quota shock per l'allievo di Afrim Schmidra, portacolori della scuderia Accademia, 5 anni da Civil Action, che vince tenendo testa al gran finale di Verdon VF, la vittoria del numero 5 Corsaro San, Carmine Piscoglio per il training di Afrim Schmidra, i colori della scuderia Accademia.